Ben ritrovati cattoliche dintorni. L'Alta Scuola per l'Ambiente organizza una Summer School per approfondire i temi della Smart City e del crowdfunding nella suggestiva cornice di Rovereto e dell'Alta Val Badia. Vediamo i dettagli in questo servizio. Floriana Bolsieri, l'Alta Scuola per l'Ambiente organizza una Summer School, un corso di 3 giorni a Rovereto e San Cassiano. A chi si rivolge questo corso? Allora, il corso è rivolto a studenti, laureati, laureandi, ma anche professionisti di settore, quindi imprenditori e responsabili magari anche di enti, associazioni, di volontariato, in quanto le tematiche affrontate sono ovviamente trasversali e quindi possono riguardare più destinatari. Come saranno strutturate queste 3 giornate? La prima giornata, quella del 20 giugno, si aprirà al Museo d'Arte Moderna e Contemporanea di Rovereto e sarà dedicata al tema di Smart City. La seconda giornata invece del 21 giugno saremo a San Cassiano presso l'hotel Casa Salares e il tema principale sarà quello della responsabilità sociale di impresa. Nella terza giornata, il 22 giugno, sempre presso l'hotel Casa Salares di San Cassiano, verrà trattato il tema relativo al crowdfunding, che è quella ricerca di fondi dal basso e che rappresenta, diciamo, uno scenario molto innovativo nel contesto del fundraising attuale. Qual è il numero massimo di iscritti che accettate? Il numero massimo si aggira intorno ai 20-25 studenti, proprio perché vogliamo creare un ambiente molto familiare e una sorta di formazione che sia un po' un team building sostanzialmente. Rilascerete degli attestati, certificati? Certamente verrà rilasciato un certificato di frequenza agli studenti che parteciperanno alle 3 giornate della Summer. Dottoressa Ada Rosa Balzan, l'Università Cattolica di Brescia ha stretto una collaborazione con la città di Rovereto per questa Summer School, questo corso promosso dall'ASA, l'Alta Scuola dell'Ambiente. Lei terrà un incontro e un discorso sul green marketing. Di che cosa si tratta esattamente? Anche il marketing sta andando già da anni nella direzione di un'ottica più sostenibile e quindi le aziende chiedono risposte concrete anche nella comunicazione. Ecco perché il mio intervento e la realizzazione appunto di incontri e di spunti anche pratici per poter dare delle risposte nel concreto. Professor Pierluigi Malavasi, l'Alta Scuola per l'Ambiente ha organizzato una Summer School, un corso di 3 giorni dedicato a quali tematiche? La Summer School è centrata proprio sul fundraising, anzi su quella particolare forma di finanziamento dal basso che è il crowdfunding, molto popolare proprio perché permette una partecipazione generale al dare il proprio assenso, a dire di sì a qualcosa che il popolo della rete sceglie. E proprio questa combinazione tra la città, che deve diventare sempre più accogliente e inclusiva, le forme di finanziamento, il fundraising e la responsabilità del mondo imprenditoriale rappresentano il focus di questa Summer School. La città è una stupenda emozione dell'uomo, anzi è l'invenzione dell'uomo. Questa frase di Renzo Piano sarà la nostra stella polare per la prima giornata, dove si congiungerà l'interesse verso un nuovo modello di città, con la solidarietà, con la volontà di costruire il futuro. E ora vi presentiamo la laurea magistrale proposta dalla Facoltà di Scienze Linguistiche. Professor Taccolini, la Facoltà di Scienze Linguistiche e Letterature Straniere che percorsi offre a quegli studenti che desiderano proseguire negli studi con una laurea magistrale? Anzitutto credo meriti d'essere espressa una prima considerazione, vale a dire il percorso che si compie per conseguire la laurea triennale. Per quanto attiene alla nostra Facoltà di Scienze Linguistiche e Letterature Straniere, garantisce una formazione linguistica, una competenza, un'abilità linguistica, direi fondativa, caratterizzante, indubbiamente qualificata, però al tempo stesso non del tutto compiuta e adeguata circa la immissione nel mondo del lavoro, nel mercato del lavoro, dove sono richieste sempre più alte competenze, alte attitudini, seri
e solidi profili professionali. Qui sta la ragione appunto del percorso ulteriore, cioè il biennio della laurea magistrale, tradizionalmente, gergalmente definito specialistico. La facoltà di Scienze Linguistiche e Letterature Straniere offre in termini di sviluppo ulteriore e coerente rispetto alla formazione conseguita nella laurea triennale 3 profili. Il primo è appunto rappresentato dal profilo in lingue straniere per le relazioni internazionali, vale a dire a completamento, ad integrazione, ad affinamento e perfezionamento del curriculum in scienze linguistiche e relazioni internazionali. Il secondo profilo è il management internazionale, è l'ulteriore affinamento, perfezionamento di 2 curricula di carattere propriamente economico, il turistico manageriale e l'esperto linguistico d'impresa. Il terzo profilo è rappresentato da letteratura e comunicazione, intende realizzare in modo più compiuto quella formazione, in questo caso superiore e specialistica, che riviene appunto dal tradizionale percorso linguistico-letterario o appunto di mediazione linguistica in senso lato. Quindi 3 percorsi di formazione superiore, ma ripeto, che portano a compimento in termini di coerenza e di sviluppo integrato la formazione conseguita nella laurea triennale. E ora spazio alla rubrica Libri in pillole con Silvia Mazzetti. Un romanzo splendido pubblicato negli anni 70, ma sempre molto attuale e pieno di insegnamenti. È il gabbiano Jonathan Livingston in questo libro a spiegarci quanto sia importante seguire e coltivare le proprie passioni, anche quando queste risultano incomprese da tutti gli altri. Il sogno e il desiderio di Jonathan è quello di imparare e perfezionare l'arte del volare. Che passione inutile, pensano la sua famiglia e i suoi amici, tanto che alla fine decideranno di escluderlo dallo stormo buon appetito. Con tanto impegno e sacrifici, John riuscirà però nel suo intento e diventerà l'acrobata dell'aria, grazie anche all'aiuto di 2 maestri importanti, Sullivan e Chang. E quando alla fine tornerà a casa, chissà quale sarà la reazione di tutti gli amici e parenti che all'inizio non avevano compreso la sua passione. Questo è il gabbiano Jonathan Livingston di Richard Bach. My help you need, your back looks so heavy. Please let me carry it for you. Whoa, you look so sad. I should stand next to you when times are bad. I could dry your tears away. It's a long, long way to reach the heart of someone. Anche la vita a volte è un volo, o meglio, ci dà l'opportunità di volare verso nuove avventure, di ricominciare e ripitturare la propria vita quando è diventata troppo grigia. Cecilia Rose Honeycutt, meglio conosciuta come Sissy, ha una vita molto difficile a causa dei genitori, una madre un po' stramba e squilibrata e un padre pressoché assente. L'unico svago e libertà sono i libri, dove lei molto spesso si rifugia. Quando Sissy perderà sua madre a causa di un incidente stradale, il padre deciderà di affidarla subito a una prozia, di cui lei non sapeva neanche l'esistenza, che la porterà lontano in una città del sud. E qui Sissy avrà però l'opportunità di spiccare il volo verso una nuova vita. Questo è Lezioni di volo per principianti di Beth Hoffman. It's a long, long way to reach the heart of someone to say the right words at the right moment. It takes a... Mr. Morris Lesmore adora i libri e le storie. Un giorno, mentre sta scrivendo il libro della sua vita, un uragano lo travolge la sua casa e quella di tanti altri, lasciando il mondo privo di colori. Sarà una creatura svolazzante, trascinata nel cielo da libri volanti, a portarlo in una biblioteca speciale, dove lui diventerà bibliotecario. Qui Mr. Morris riacquisterà colori ed ogni volta che donerà libri ad un lettore, anche questi ritornerà a colori. Un libro speciale divertente, dedicato ai bambini e ai loro genitori, che gli leggono tante favole. Questo è I fantastici libri volanti di Mr. Morris Lesmore.
Anche per questa puntata è tutto, vi do appuntamento la prossima settimana, come sempre il venerdì alle 20:45 su Teletutto, e per chi volesse rivedere i nostri servizi sono disponibili su UCAT. Grazie per essere stati con noi.